i nuovi mostri. Certamente, certamente. Una provincia. Vediamo Alfredo Silvestrini, presidente del Club Libertà Portogruaro. Non avete voi i loghi? Chissà. Prego, Rosario Padovano. Ancora non ce ne abbiamo. Silvestrini, lei è preoccupato per questa situazione che si è venuta a creare a livello nazionale, questo pareggino 15-15, si va avanti, si va al voto? Quali sono le sue sensazioni? Anche perché lei si sta occupando di economia ed è un punto di riferimento importante per il PDL del territorio, lei. Sono preoccupato nella misura in cui potrebbe essere messo a rischio il percorso, diciamo, riformatore e modernizzatore, che la compagine di centrosinistra ha promesso agli italiani di realizzare. Oh ragazzi, stiamo passi? Una parte è il federalismo, io spero che... Compagine di centrodestra? Certamente. Una parte di questo programma è il federalismo, che spero nell'aula, nel plenaria della Camera e del Senato passi poi. L'altra parte, che è quella che è stata rilanciata proprio in queste ore, in questi giorni dal PDL, è quella della liberalizzazione economica. Abbiamo, come tutti sanno, un articolo della Costituzione, l'articolo 41, sì, che dice che l'attività economica privata è libera, ma poi nel comma 3 dice che lo Stato con le leggi deve in qualche modo imporre lacci e lacciuoli. Credo che si possa potenziare, non modificare, non stravolgere, potenziare questo articolo. Ci daremo da fare anche per raccogliere delle firme, oltre per fare politica in questo senso. Ma come concretamente? Creando e chiedendo al legislatore di imporre controlli ex post e non ex ante. Punto. 2 punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondandis ad abbondandum. E un mucchio di autocertificazioni, cioè il cittadino... Ex post che cosa vuol dire? Spieghiamolo a chi vuol dire che chi volesse domani mattina aprire un'attività non deve presentare domande, bolli e carte, lacci e la può aprire, ma la può aprire poi qualcuno che la legge individuerà dovrà controllare ex post. Può essere un sistema anche per combattere la crisi, questo? Certamente deve essere questo, nuovi posti di lavoro e più impresa libera. Ma mi faccia il piacere! Speriamo che anche la crisi si possa combattere con questo sistema. Ringraziamo dunque Alfredo Silvestrini. In fila, mettetevi in fila e presentate le richieste una alla volta. Chi è primo passa per primo. Toglietevi dalla porta, fate largo!